Gentili amiche e cari amici, buongiorno da Andrea. È dal lunedì che barba, 10 ottobre, impossibile lasciare abbandonati gli amici che con il loro affetto mi ricordano quando non ci sono e quando ci sono, e quindi andiamo avanti. Bagniamo. È inutile dirvi che sarà una rasatura di saluto molto rapida che verrà proposta, mentre il proraso, sempre lui, un rosso, sangue di piccione, Burma, sempre lui, sangue di bue, moltissimo anche la fiera del bue grasso. Piccola parentesi, si sprecano i selfie scattati nel famoso ristorante di Carù, ristorante specializzato in piatti di carne nella zona della provincia di Cuneo, andando verso l'Appennino Ligure, ma insomma qua la gente sa solo più parlare di cibo e meno male, perché si butta nella crapula per dimenticare i problemi, il warning nucleare, pioggia di missili sul Zaporizhzhia, mentre Radio Radicale, che oggi è la radio non local ma molto glocal, molto italiana, sta leggendo la rassegna stampa di Stampa Regime del mattino. Sono le 8:30, presto, poi bisogna buttarsi nel lavoro, quindi sarà ragionevolmente una rasatura rapida fatta con prodotti italiani, non per essere sovranisti, cerchiamo di, perché poi qua si rischia di essere politicizzati. Dopo la faccia mesta di ieri di Fabio Fazio, che ha festeggiato il suo 20° anno in Rai con tutto il gruppone che comprende sempre la Letizzetto, il professor Burioni, che dopo la 4ª dose si è già preso il Covid e ha tosse e mal di testa, cominciamo la settimana del 10 ottobre secondo le migliori intenzioni. La rasatura, essendo rapida, dopo aver fatto un proraso in esercizio con un rosso, usiamo questo tubo di perfetto prodotto tricolore, aloe vitamina E, ok, che verrà, ve lo faccio vedere bene, ma lo conoscete, utilizzato con un Müller 89, Teutonic Deutsch tedeschi messi poco bene ma con tanti soldi. Avete sentito la polemica dei 200 miliardi di euro che sono tutto il nostro PNRR messo in campo dal cancelliere Scholz, socialdemocratico, arabescatura, belle iscrizioni sulla parte bassa del rasoio, cose già viste, sempre le stesse. Saluto Alex Nurse che con molto affetto elogia come si può dire, l'austera collezione di rasoi che ho e la mia semplicità. Oggi spero di non fare confusione, di non produrre delle cose non, o perlomeno dei montaggi sbagliati, fiappi. Questo è Fabergé Maître Chocolatier dal 1826, dentro è un Tonarini con pennello in ebano del Gabon. Come vedete il calcare purtroppo si annida fra queste torniture di questo pennello, fabbricato dall'amico Tonarini, trasferitosi da Monte Scudaio, come ben sapete, a Sesto Fiorentino, e andiamo a squizzare sul pennello e poi armare il rasoio, vi dirò con cosa, facendo direttamente una roba del genere, cioè la classica cosa che può fare su un treno, vagone net, su un wagon lì, Totò e De Filippo, durante uno dei loro film degli anni del dopoguerra, e andiamo a bagnare per montare il proraso blu e dimostrare che, senza fare come faccio io, che in occasione di lavoro, non a casa ma in giro, mi rado con i pennelli di plastica, che si può invece radere in poco tempo, senza fare disastri, senza usare, questo è il caso mio, rasoi troppo impegnativi, tipo mano libera, down e Chavez vari, ma con un double edge, che è un rasoio di sicurezza che dal nome garantisce delle ottime rasature in tempi normali. Ci si possa radere e cominciare la settimana lavorativa. Voi come state? Cosa avete fatto ieri? Si può fare un bilancio del weekend? Simpatico l'amico che ha detto che si tiene nei video da guardarli il lunedì pomeriggio dopo le 2:30 sul divano sorseggiando il caffè. Quindi domenica che barba viene gustata anche lunedì, oggi viene girata di lunedì, che non ha niente a che vedere con di martedì, che è la trasmissione di La 7 di Giovanni Floris, mentre la Proraso in questa pre-allestimento ha bisogno di un po' d'acqua, il pennello sunge. Questo è un puro tasso degli anni 90, vecchio, un po' spelacchiato, ma ragionevolmente fa il suo dovere.
il manico fu sostituito 2 anni fa da Tonarini perché il suo, che era un manico in resina, cascandomi nel lavandino la 6ª volta, che sbriciolato, ho dovuto rifarlo. Quindi bene anche da un punto di vista emotivo, mentre la rasatura è stata fatta l'ultima volta venerdì per l'appunto mattina, esattamente 3 giorni fa a Torino. Stento un po' a montare, forse necessito di un po' più di acqua, ma io non credo. Ma molto bene invece, devo dire, in privato, senza fuori onda, diciamo, senza telecamera, questo che è il Taylor of Old Bond Street all'avocado shaving cream in tubo. Non male, ha avuto un montaggio molto buono. Ovviamente quando mi vengono i montaggi bene non sono mai in video, così si potrà dire di tutto di me, che non me ne viene bene una, ma in ogni caso qua sono più di 2 minuti e stiamo cercando con le dita nel ciuffo, pratica che piace tanto l'amico Carlo Peluso, che saluto, nel regno delle 2 Sicilie, ovvero a Napoli. Bene, sfogliatelle della pasticceria Scaturchio, qualora passaste a Napoli, sono insieme ai babà specialità della nostra produzione italiana di Le Cornie. Bene, credo che ragionevolmente siamo a buon punto. Ovviamente i problemi sono sempre i medesimi. La rappresaglia dei 13 morti fatti a Zaporizhzhia ieri dei russi è chiaramente stata conseguente all'attentato al ponte che univa, l'unico ponte che univa la Russia alla Crimea, fatto costruire e di proprietà dei russi, per cui avevano speso tipo 13 miliardi di dollari per farlo. Fatto incazzare lo zar, che gli ha reso pan per focacce, quindi la crisi continua. Zelensky l'ha anche deriso e gli ha detto buon compleanno il giorno dei suoi 70 anni, che correvano il sabato del crollo del ponte. Quindi provocazioni che si potrebbero evitare. Zelensky, per favore, fate furbe, te l'ha detto anche Papa Francesco, non facciamo minchiate e cerchiamo di andare avanti conservando l'equilibrio geostrategico. Tra parentesi ho letto che Giampiero Massolo, che vedete con quella faccia da impiegato dell'Unicredit di sportello, invece è un presidente dell'ISTI, l'Istituto di Studi Strategici, è candidato per uno o sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, qualcosa dei servizi, legati ai servizi segreti, dove oggi, non so se c'è Adolfo Urso, correggetemi, 8 ministri, roulette, riunioni ad Arcore e a Villa Grande sulla Appia Antica, la nuova casa di Silvio Berlusconi, che insieme alla calabrese Marta Fascina, rieletta, manco a dirlo, in Parlamento, tiene questi incontri cercando di tirare Giorgia in una sorta di sfida, chiedendogli: ma Giorgia, dimmi quali sono per favore i tuoi statisti, dimmi chi sono, se vuoi che metta qualcuno dei tuoi dimmi chi sono. Questo perché abbiamo Tajani che con la sua stazza corpulenta, dopo 22 anni al Parlamento europeo, diventerà probabilmente il ministro degli affari esteri. E quindi, certo, meglio di Di Maio, senza dubbio, insomma, siamo fermi al palo. Ieri faccia mesta di Fabio Fazio, come dicevo, che ha intervistato per 32 minuti, me lo contate, se non ricordo una roba del genere, Enrico Letta, pronto sul binario del TGV per ritornare a Parigi, ma insomma ancora oggi, segretario del Partito Democratico, che ha preso una sonora stangata alle elezioni politiche, mentre andiamo allora a raderci perché il tempo fugge, il telefono in questi giorni, come tutti i giorni feriali, rischia di cominciare a suonare, non vorrei mai di dovermi giustificare con voi. Feather High Stainless, lame giapponiche su rasoio tedesco, apriamo, c'è la Plume, guardate che bella, siamo la barberia, guarda, dove siamo? A Nürnberg, a Tubinga, siamo in una barberia in Bassa Sassonia, si sono tenute le elezioni e il partito della Merkel, lo CDU, ha preso il minimo storico, quello del 16%, unito socialdemocratici. Mentre ho scoperto ieri che anche in Austria si sono tenute le elezioni e il partito della birra ha ottenuto credo quasi il 14%, quindi esiste un partito della birra, non vi ho fatto vedere né i punti decola nella fretta né le iscrizioni, che però vi faccio vedere adesso, perché l'iscrizione della Piuma con i punti decola, che sono esattamente 2 per la gioia di Matteo Preda, ci consentirà di fare certamente una rasatura per cominciare la seconda parte, anzi la prima parte della giornata è l'inizio di questa settimana. Bene, andiamo a saldare bene il coprilama
facendovi vedere l'esposizione. Questo è un piccolo pistolotto, anzi un piccolo aiuto all'economia tedesca. Zamac, qua d'acciaio c'è ben poco, ma insomma vabbè. Manco a dirlo, il perfetto aggancio, bene l'angolatura, più semplice rispetto al Fatih Gentile, perché come mi ho detto giustamente il mio spin doctor Alessandro Nurse, io non sono capace di usare bene il Fatip perché sbaglio l'angolatura, quindi le rastrellate sono date in un'angolatura sospetta. Qui anche se l'angolatura è creativa, come tutte le cose che faccio quando mi rado, e non solo quando mi rado, non che sia un artista, anzi sono legnoso di testa, ma qui riesco con angolature fantasiose a non dare l'effetto rastrello. Ieri è stata la giornata degli incidenti sul lavoro, solo caschetti gialli issati su croci nei telegiornali, una tristezza infinita, purtroppo anche tanti giovani. E la Toscana non fa eccezione. In tutte le province, meno che a Livorno, dove non ci sono incidenti sul lavoro, semplicemente perché non lavorano, o lavorano poco e si lamentano. Va bene. Primo passaggio proprio per aprire le danze, direi bene. Proraso si comporta bene, andiamo a bagnare e affidando al viso un'altra porzione di acqua andiamo a utilizzare di nuovo il nostro pennello in puro tasso Omega con manico Tonarini. Santino Pudda Razors, voi sapete chi è questo produttore, credo sardo, perché è una copertina meravigliosa di un uomo che rade una tibia di una donna tenendo in mano il suo onorevole piedino e lei che sorseggia un cocktail su una poltrona da barbiere. Insomma, questo è il profilo di Santino Pudda su Facebook. Io guardo solamente per la sua copertina, ma che sicuramente sono convinto che sia un bravissimo produttore di rasoi. Chi lo conosce mi sappia dire, magari un domani quando imparerò a non squartarmi la faccia con mano libera potrò pensare di comprarne uno per la sua ottima pubblicità. Bene. Mastro Olivi, anche bravo, ma non ha nella copertina bellezze femmine, quindi mi attira meno, ecco. Comunque sicuramente forse uno dei migliori produttori di rasoi italiani, anzi forse al mondo. Va bene, quello che costa il suo stiletto, ragazzi. Ok, bando alle ciance. Qua abbiamo già fatto ben 13 minuti di girato, siamo già al secondo passaggio, quindi bene. Oggi l'oggi della sintesi in giornata feriale e domenica che barba era ieri. E quindi oggi possiamo passare al secondo giro di danza delle nostre Feder Super Ice Endless. Andiamo in contropelo. Boh, raddottino? Vabbè, quello è niente. Pomo d'Adamo e pomo di Eva. Esiste il pomo di Eva? Se esiste, dov'è? Chi l'ha visto? Non ho foto da farvi vedere in chiusura, mi porta avanti così non dilludo le vostre aspettative per gli amanti della fotografia, quindi Gianni Berengo Gardino ci regala oggi alcune immagini mentre andiamo a radere. 17 morti a Zaporizia, complimenti. Ci sarà una riunione dello Stato Maggiore russo, mi sono tagliato, ehi, guarda qua, vedi come mi taglio perché parlo mentre mi rado e quando c'era di qui non bisogna parlare perché sono un cretino. Scusate. La barba non è compatibile con la favela, con i comizi, con queste cazzate qui. Bisogna radersi e basta, se no ci si taglia, non si vede, guarda che lavoro. Con un double edge. Andrea, vergognati, vergognati. Vabbè, va. Dicevamo niente foto. Terzo passaggio. Adesso metteremo un po' di ristrutturante in spray. Una di quelle robine che non ti fanno andare in giro come Jimmy lo sfregiato, 7 banco svaligiato nello spazio limitato di un mattino.
Ragazzi, mamma mia che spago, quando per Chicago scende a passeggiata, fa il buscaglione degli Astarnovas, è orripilante, questa roba andrebbe tagliata. Non fatelo vedere ai bambini, non fatelo a casa, ecco, se avete dei figli minori che vogliono, anche maggiori, che decidessero di cominciare a radio, sì, non guardate i miei video, guardate piuttosto Douglas Mortimer, o quel che resta di Mauro Di Vernia con rasoio in mano, che il rasoio in mano non ce l'ha più, o Luca Di Naro, ma non guardate me, perché davanti a questi orrori voi capite che oltre che una brutta figura è anche un cattivo esempio obliquo. Noi senza paura. C'è anche questo, la svista. Non sapevo che ci fosse nel labbro tutto questo gran numero di capillari, di vasi, di sciacquo, per evitarvi l'orrore. Vabbè. Il resto, Novosibirsk. Si sentono dei nomi nelle rassegne stampe della Russia. Va bene. Ci diamo uno spruzzo adesso di un anestetizzante che si trasforma in polvere una volta applicato. Intanto andiamo a bagnare e a sciacquare, che dopo il terzo passaggio la rasatura pressoché terminata. Tagliarsi col double edge è veramente da imbecilli, credo che solo a me possa capitare cose del genere. E mentre andiamo a tamponare, prima di riempire di sangue, recuperiamo con permesso un pezzettino di carta per tamponare il danno e lo teniamo qui mentre ci asciughiamo, ci togliamo anche la schiuma. Cosa vedete sulla lavagna? Poca roba. Besame mucho, no, questi sono Berlusconi, Salvini e Meloni, questo qua è l'acronimo del nuovo governo in costruzione. Sapete che tra 2 giorni le Camere si riuniscono per eleggere i presidenti delle Camere, i presidenti dei gruppi, insomma questo governo ha fatica a mettersi insieme. Grosse liti, Poseidon, come abbiamo detto la settimana scorsa, il super drone sottomarino che va a centinaia di chilometri, 100 km all'ora nel sottomarino russo, crisi in Ucraina, reset vertice militare, l'abbiamo detto, Ponte Crimea. Giorgia va da Vox, ieri c'è stato da Fazio insieme a Tito Boeri, noto economista, una indispettita performance di Massimo Giannini, direttore della Stampa, che ha ritenuto fuori luogo immaginare e giustificare l'intervento di Giorgia con altri leader di paesi golpisti sudamericani. Ha detto, oltretutto, io non ho sentito l'intervento di Giorgia, ma l'ho sentito parlare in spagnolo. Intanto vediamo se qui si è bloccato un po' l'emorragia, il taglio, insomma. Quindi ha stigmatizzato la Stampa, evidentemente tutta la parte del PD, la presenza di Giorgia in Spagna, che in lingua, in diretta, ha portato di nuovo un grande supporto alla politica patriottica, senza dover rinnegare, come del resto la Polonia, la NATO e la UE. Quindi questo preoccupa molto determinati ambienti e ragazzi, fatevi una ragione, proviamo, scusate, con la lume di rocca prima di mettere la polvere, scusate l'immagine che si muove, che questo cristallone che tutti conoscete, made in China, che come un estetico funziona, forse qui ci vuole altro. Proviamo a tenerlo qui, ma dunque ci andrebbe probabilmente un cerotto o uno spray. Bene. Così proviamo a vedere se effettivamente la lume di rocca ha una sua utilità. Sembra che un pochino la tenga. Bene, dai giornali, però questo è un test, pochi. Guarda come ha bloccato, mettiamone ancora un po'. Questo per tenere durante la scena quantomeno un contegno, no? Non ci siano scene di sangue, ne vediamo già troppi al cinema, e Giorgia Meloni che è messa sulla griglia soprattutto per le sue future responsabilità, la vediamo qua,
Le Spine di Giorgia, il panorama di Belpietro non dispensa grandi emozionanti servizi, mentre come sempre il Foglio di sabato e di domenica, non avendo girato ieri, non ho potuto darvelo abbastanza fresco e quindi oggi un giornale vecchio, Simone Canettieri, Le notti prima del governo. Molto interessante questa analisi dove le televisioni e i giornalisti vanno a casa Meloni, dove lei insieme al marito, che sapete probabilmente vota anche a sinistra e questo per lei non si sa bene se gli ha fatto del bene o del male, raccontano un po' le loro vite con il compagno Gianbruno. Come si chiama il compagno di Giorgia Meloni? Mentre lasciamo che si asciughi, anzi che ormai, insomma devo dire che ha tenuto meglio del previsto, possiamo fare un in extremis allume, un alto super allume, il Victorian, eccolo qua, i nostri 3 famosissimi amici della pogonotomia, che nel loro Victorian hanno prodotto questo balsamo liquido, vedete? Che ha anche secondo me una funzione di lenire anche offese come quelle che io stupidamente, parlando dei vertici militari che sarebbero stati cancellati nelle prossime ore, che saranno cancellati nelle prossime ore, a causa degli insuccessi sul campo, sul teatro ucraino, mi sono tagliato un labbro, quindi non bisogna mai parlare male dei russi perché ti portano sfiga anche quando ti fai la barba, quindi è meglio evitare. E visto che siamo in stile Victorian, proseguiamo anche con il loro aftershave, perché sennò è inutile parlare di setup e quindi mentre l'allume lasciamolo evaporare un pochino, perché non mi piace mettere troppi liquidi su liquidi, quindi nel frattempo il tempo, qua oggi le ripetizioni si sprecano, di farvi vedere anche una pagina dedicata di Cosa in Cosa. Questo è Francesco Cundari che racconta rifondazione o ricreazione, a che punto è la notte del PD nelle parole dei suoi dirigenti, tra il culto della memoria e l'ossessione per il nuovo. Qua abbiamo Walter Veltroni e Achille Occhetto con il simbolo del PC nel 1989, quindi nel secolo scorso. Interessante nell'analisi, mentre il taglio sembra che regga, e si dice forse poche cose spiegano l'abisso tra aspirazione e realtà, tra quanto si prendessero sul serio fra di loro e quanto li prendessero per il culo gli altri. Più di quell'immediato inarrestabile scivolamento da Giustiniano a John Carpenter, la cosa ricorderete di Occhetto, dal maldestro tentativo di filosofeggiare attorno al rapporto tra mondo e linguaggio. Prima viene la cosa e poi il nome, all'infinita serie di sberleffi che la cosa avrebbe generato da quel momento in poi, proprio come nella celebre gag di Corrado Guzzanti sul siluro di Occhetto e sulla sua insidiosa traiettoria che terminava sempre e inesorabilmente nello stesso punto. Quindi chiudendo questa mattinata simpatica per dare una marcia in più ai vostri lunedì da barbiere, che i barbieri lunedì in realtà stanno a casa, quindi se la godono, noi invece dobbiamo andare a lavorare. Vittoria, abbiamo detto, eccoli qua, i nostri 3 aromatieri e specialisti, in cui Marco Traverso è al centro insieme a Luca Esposito e Rocco Contini. Andiamo a scuotere questo prodotto che si presenta ambrato con l'essenza sul fondo e andremo a godere con 4, non di più, pompate di questo flacone a darci un tocco british. Mi ne metto un po' di più perché Carlo III ha bisogno di incoraggiamento, quindi lo stile british del Penalico, che l'aroma a cui si è ispirato il gruppo degli amici della pogonotomia, usando Giorgia Meloni e un taglio nel labbro per salutarvi. Vi auguro una buona giornata da Andrea, da lunedì che barba, e buona settimana a tutti, ciao! Vabbè, una piccola coda in regalo, visto che è lunedì, per regalarvi la copertina del domani. Ruberò poco tempo, sto lavorando in questo momento, sono a Cecina, in un locale pubblico. La Chiesa compra il silenzio delle vittime. Questo è il cardinale Zuppi, che ha compiuto gli anni l'altro ieri. Offre 25.000 euro a un vescovo pagati a rate per risarcire un ragazzo abusato, ma solo in cambio di riservatezza. Questi casi, quanti casi ci sono così? Zuppi e la CEI, la conferenza episcopale, non lo dicono. Interessante su Anteprima News il quadro della vita del cardinale Zuppi. Ha studiato nelle migliori scuole di Roma, nato a 2 passi dalla Porta Leonina al Borgo Pio, compagno di scuola del compianto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a cui furono concessi i funerali di Stato, insomma, l'omelia fu chiaramente a sue cure. Qua
Curzio Maltese sulla spalla, la lezione della Germania, l'alleanza necessaria fra PD e Movimento 5 Stelle per non sparire. Avete saputo della manifestazione a Roma di sabato, insomma, dove ha spaccato la sinistra in due e dove il Movimento 5 Stelle ha un po' fatto sua la parte di tutela degli ultimi, degli sventurati, e quindi ci sarà una concorrenza interna nel rappresentare l'opposizione che ieri, come avrete visto, chi l'ha visto, chi ha avuto il coraggio e lo stomaco di sentire Enrico Letta, ha difeso la leadership di questa opposizione. Rino Gaetano fa da colonna sonora al declino della politica. Qua si parla di un amico vicino, nonostante tutto, a Susanna Agnelli, vedete, ex sindaco di Montargentario. Non vi rubo altro tempo, vi faccio una piccola panoramica di quello che sta accadendo nei dintorni. Alle mie spalle Viale della Repubblica, a Cecina, il traffico scorre lento e, facendo una panoramica, avete davanti a voi il resto del viale, in questo bar in cui vi sto intrattenendo. Questi sono i miei angoli in cui riesco a passare ogni tanto qualche momento in smart working open, come dico io, penne, telefoni, strumenti. Un caro saluto da Andrea Reali e buona settimana a tutti voi, ciao!